Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale Vostro Marietto Veneziano. Oggi, da come avete visto il titolo e la mascherina, si parlerà di come è iniziato il vostro Marietto, di quando era piccolino e gli venivano date le imbeccate. Ma una delle imbeccate più grosse che ho mai avuto è stato 15 anni, quando il capitano degli Alpini di Torino è venuto a darmi una dritta. Però prima di fare questo vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Ildegare Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook che aspettano soltanto voi, e naturalmente anche di venirvi a iscrivere al canale di Telegram, dove alle 20:30 il vostro Marietto Veneziano e Ildegare tengono un percorso esoterico gratuito. Naturalmente, se vi scappa un like col pollicione sul cellulare è ben accetto. Bene, iniziamo un po' questo racconto un po' così naif, no? Il vostro Marietto, quando aveva 15 anni, insomma, era un po' bombardato a destra e a sinistra e vedeva, insomma, la vita in salita. Erano, sapete, quei periodi in cui ci sono gli ormoni che ballano a mille e non si riesce tanto a capire in che posto del mondo si è, no? Quindi il vostro Marietto era un po' disorientato e un giorno viene a trovare il vostro Marietto il capitano degli Alpini di Torino, e il capitano degli Alpini di Torino gli dice: senti ragazzo, a te smetteranno di romperti il torrone, ha proprio detto così, quando tu avrai in mano il pendolino, le candele e la chiave di Salomone. A che il vostro Marietto andava in moto in questo periodo, no? In quel periodo lì, era una motoretta, un cinquantino, e quindi ha capito subito il volo delle cose. E infatti il capitano degli Alpini di Torino gli ha detto: senti, quindi per essere libero da questi qui che ti rompono l'anima, ci diamo appuntamento fra 3 giorni e tu mi devi portare queste cose, devi cercare queste cose qua e portarle. Vedrai che dal momento che avrai queste 3 cose, no, praticamente nessuno ti romperà più le scatole. Allora il vostro Marietto è partito in quinta a cercare nel paese qualcuno che avesse il nome di Salomone e avesse delle chiavi. Va in un paese, chiede a tutti, sapete, quelli che sono sempre in piazza, che stanno tutti, insomma, quelli che vivono attaccati con la schiena sul muro. E praticamente, scusate, c'è qualcuno in paese che sa se si chiama Salomone e ha un mazzo di chiavi. E tutti non sapevano che pesce pigliare, no? Perché non c'era nessuno in piazza, in paese, che si chiamasse Salomone. Anche il vostro Marietto allora era già in salita, non sapeva dove trovare queste chiavi di Salomone, però era avvantaggiato perché col pendolino sapeva che c'era la catenella del bagno, e quindi ai tempi aveva la catenella in bagno, cioè nella vasca da bagno c'era la catenella, e quindi dice: magari il pendolino risparmio, però la catenella la prendo. Quindi avevo già la catenella che andava bene per il pendolino. Poi per la candela, a un certo punto, il vostro Marietto ha pensato subito alla candela della moto, quindi ha svitato una Magneti Marelli e aveva la catena e praticamente la candela della moto, perché doveva arrivare all'appuntamento col capitano degli Alpini e presentarsi con tutti e 3 gli oggetti, perché appunto gli aveva detto che quando avrebbe avuto questi 3 oggetti sarebbe stato fortissimo il vostro Marietto, e quindi era ai piedi della scala con già 2 attrezzi: la catenella del bagno che superiva al pendolino, doveva stare nei costi del vostro Marietto, e la candela chiaramente si è presentato con la candela Magneti Marelli appena svitata, ancora un po' della miscela della moto. È arrivato il giorno e si presenta, e il vostro Marietto, al posto di portare la chiave di Salomone, è andato nel suo, come si dice, atelier, cioè praticamente in cantina, e ha preso una chiave inglese e ha detto: appena arriva il capitano degli Alpini gli faccio una proposta. Mi scappa ancora da ridere, perché quando si è presentato il capitano degli Alpini di Torino, è arrivato lì e mi ha chiesto: allora, hai trovato gli attrezzi che ti ho detto, così che non ti romperanno più le scatole? E io ho cominciato a spiegargli: sì, per la catenella e pendolino stiamo sul risparmio e va bene quella del bagno che è attaccata alla vasca da bagno. Per la candela non ci sono problemi perché usiamo quelle Magneti Marelli, e per la chiave di Salomone lui mi dice: cosa facciamo? Io gli mostro la chiave inglese e gli dico: senti, ma se a Salomone si dassimo l'inglese cosa ne pensi? E però purtroppo non era questa la strategia, e il capitano degli Alpini di Torino mi ha detto: stai sulla buona strada, ti manca un pochino, poi vedrai che in futuro arrivi a avere tutto. Bene, così è stato e così è quanto. Il vostro Marietto Veneziano poi, strada facendo negli anni, praticamente ha cominciato a capire cos'era il pendolino, cioè nel senso lo capiva già da tanto tempo ma non aveva messo fuoco. Ha incominciato a capire cosa sono le candele,
e ho cominciato a capire anche che Salomone non aveva bisogno di imparare l'inglese perché era nato magari qualche migliaio di anni prima. Bene, questa è la storia di come il vostro Marietto veneziano ha iniziato a incominciare a conoscere queste tre forze, cioè la radiestesia, la magia con le candele e la magia salomonica. Queste qui sono delle piccole dritte che il vostro Marietto veneziano vi vuole dare. Non cercate mai di insegnare l'inglese a Salomone, come ho fatto io, perché sennò perdete tempo. Cari amici, detto questo piccolo racconto un po' di fantasia che il vostro Marietto ha fatto e ha avuto a 15 anni, vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al famoso canale di Hildegarda Marietto Veneziano. Vi ricordo che Hildegarda ha già superato 1000 iscritti, grazie, e io sono sulla soglia di 560 e mi piacerebbe avere almeno altri iscritti come la Hildegarda. E poi vi chiedo, se non avete ancora fatto, di venirci a trovare nei nostri gruppi di Facebook e anche di Telegram, e vi ricordo che lunedì sera alle 20:30 teniamo un percorso di esoterismo. Grazie cari amici e alla prossima, ciao a tutti.